Grazie. Se siete ancora svegli, eventualmente ditelo perché vediamo un momentino, perché vedete è una cosa bellissima, no, non serve. Mi sentite, spero? Avete bisogno dell'altoparlante? Sì? Vabbè, allora usiamolo il microfono. Allora, dicevo che se siete svegli perché dopo tanta burocrazia proviamo ad andare un attimo sul concreto. Proviamo a parlare della vostra salute. Proviamo a parlare di questo. Di questo non se ne è parlato perché è marginale. Si era parlato di polveri sottili. Stiamo parlando delle PM10. Come, se non lo sapete, o meglio che lo chiarisca, 10 è una grandezza, è una misura. Se c'è qualche tecnico in sala non mi ammazzi se uso termini generici, ma cerco di far comprendere. E vengono chiamate polveri sottili. Fino a qualche, più o meno una decina di anni fa, chi diceva che le polveri sottili facevano male, gli dicevano mole bottiglione. Gas e dalle bottiglie. Poi quando finalmente è stato dimostrato che facevano male, allora tutti si sono mossi. Guarda caso si è svegliata anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quella Organizzazione Mondiale della Sanità che non si è mossa quando c'erano le sigarette, 50 anni ha impiegato, non si è mossa quando era l'amianto, lo sapevano addirittura all'epoca dei greci che l'amianto, lo usavano anche i romani, in Toscana che c'erano nel Medioevo lo sapevano benissimo, solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel dopoguerra non lo sapeva. Poi c'è stata la bocca pazza, non c'è problema, non passerà la barriera della specie, lo hanno detto ufficialmente. Dopo 130 morti si sono mossi, c'è stata la viaria, quella volta si sono mossi subito. Perché si sono mossi su quello che veniva dall'Asia, dalla Cina? Perché? Perché non c'erano investimenti occidentali in quel settore in Cina. Di qua erano gli investimenti e non si può disturbare il manovratore. Di là non c'erano, allora subito blocchiamo i portatori di uccelli migratori che portano la viaria. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità finalmente, da pochi anni, ha scoperto che non sono solo le polveri PM10, ricordo che è la grandezza, ma anche le PM5, e ha incominciato anche a prendere atto, non ufficialmente, in forma ufficiosa, delle polveri 2,5, quindi non 10, 2,5, ma ci sono polveri ancora più piccole, c'è la polvere 1, la 0,1. E perché sto dicendo questo? Perché le polveri ultra sottili, si chiamano anche nanoparticelle, non esistono in natura, esistono solo in natura vicino ai vulcani per effetto dell'eruzione. Perché per effetto? Perché l'alta temperatura la temperatura più sale, quindi stiamo parlando per esempio delle fonderie, più si formano le particelle, diventano sempre più piccole, con una caratteristica però: quando entrano a contatto con l'aria tendono a ricombinarsi, e quelle più pericolose sono quelle che vengono definite le nanoparticelle metalliche. Ha un termine tecnico, lasciamo stare. Le nanoparticelle metalliche, stiamo parlando di metalli. Questi metalli, signori, non entrano per la bocca o per il naso, entrano attraverso la pelle. E in pochissimi minuti, a seconda della dimensione, passano in circolo e hanno un brutto vizio di circolare all'interno di tutto il corpo umano, normalmente portato dal sangue,
e trovare delle sistemazioni dove si aggregano. Ancora questo non è riconosciuto. Hanno fior di analisi fatte. Qui in Italia abbiamo un laboratorio, si chiama la Nano Diagnostic di Modena, dove la dottoressa Gatti e il dottor Stefano Montanari stanno facendo queste ricerche. Sono osteggiati nella maniera più vergognosa. Queste, signori, sono quelle che noi respiriamo. Io vengo da Udine. A Udine abbiamo una situazione analoga alla vostra, della zona industriale, che però è almeno qualcosa, minimo 100 volte quella che è qua. Però qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto intervenire la regione. È stata emessa una diffida. Poi immaginate, si sono mettuti a ridi. Non è successo niente, è stata emessa questa volta una seconda diffida in base a una precisa legge regionale, che adesso mi sfugge il numero, in base al paragrafo già A, B e C, quando c'è inquinamento da impianti industriali. Scattata la A, che è la diffida, è scattata la B, blocco dello stabilimento. Apriti cielo, è venuta giù l'ira di Dio. È rimasto fermo per un certo periodo, 10 giorni, e poi ripreso. Naturalmente facciamo 1000 cose, hanno speso cifre folli, hanno detto che hanno speso cifre folli. È scattata la terza diffida. A questo punto c'era la chiusura dello stabilimento. Ma non si può chiudere uno stabilimento di 1000 persone, 900 erano. Ma ci sono 500 extracomunitari, li possiamo andare a casa. No vabbè, ma quei disgraziati sono venuti qua per lavorare, non sono venuti qua per rubare. Stanno lavorando per mandare a casa dei soldi ai loro figli, alle loro famiglie. Allora abbiamo a tolto collo, in qualche modo, accettato di tornare al paragrafo A. Quindi la diffida con l'impegno scritto di attuare proprio sotto il controllo dell'autorità. Ho detto autorità, non volevo offendere nessuno, mi riferivo all'ARPA. Io ho una pessima valutazione dell'ARPA. Torniamo alle PM,1, PN1, PN0,1. Sono particelle estremamente subdole per il semplice fatto che il corpo umano non ha difese, perché non esistono in natura. In migliaia, in milioni di anni il corpo umano non è in grado, non ha attivato le difese. Queste polveri ultrasottili attualmente sono date anche da tanti altri fattori, ma soprattutto, per esempio anche le automobili, ma soprattutto più alta è la temperatura, più si formano, diminuiscono di dimensione, più facilmente entrano nel corpo. Ci sono un'ira di Dio di morti che non si riesce a capire perché cavolo sono morti. Dopo i medici danno le 1000 soluzioni, per l'amor di Dio una risposta si trova sempre. Il dottor Montanari e la dottoressa Gatti hanno dimostrato che la causa di morte per cui sono stati attribuiti il decesso non era quello, erano le polveri metalliche che avevano quelle persone, il cancro o la malattia per cui sono morti, era metallo che si era fermato, si era formata una specie di protezione da parte del corpo, rigonfiamenti delle cisti che sono sempre più ingrossate, non riuscivano a capire come curarle, ma perché non si possono curare. E l'impianto è qui, a 2 passi. E rimane in sospensione queste piccole polveri. Prima di cadere sul terreno impiegano tanto tempo ed entrano dappertutto, dappertutto.